sono tra gli avamposti più estremi dell'umanità. Le isole Svalbard sono a metà strada tra il culmine d'Europa, Capo Nord, e il Polo. Queste terre rocciose, sperdute nell'Oceano Artico, sono coperte stabilmente da ghiacci per il 65%. Nella parte nord-occidentale dell'arcipelago, il minuscolo centro di Ny-Ålesund è l'insediamento civile abitato permanentemente più a nord del mondo. 200 abitanti in estate, solo una trentina in inverno, è il villaggio internazionale per la ricerca scientifica sull'Artico, dove operano 15 tra i più importanti paesi. Dal 97 anche l'Italia ha lì una sua base, la Dirigibile Italia, in ricordo della spedizione di Umberto Nobile, gestita dalla CNR e dove si alternano scienziati e ricercatori provenienti anche da varie università e istituti italiani. Più di 300 metri quadri tra laboratori di chimica, fisica, alloggi e sala comune per i ricercatori, la base è il centro operativo di un'Italia che partecipa a importanti programmi internazionali di ricerca, principalmente su variazioni climatiche, ambiente, inquinamento atmosferico e biodiversità. È fondamentale studiare i cambiamenti climatici in un luogo come questo, a soli 1000 km dal Polo Nord, lontano dai grandi siti urbani, dalle zone industrializzate. Qui gli inquinanti arrivano da lontano ed è possibile con un ambiente così sensibile studiare quelli che sono gli effetti dell'inquinamento dell'uomo su ambienti così delicati e così lontani dalle grandi fonti di inquinamento. Classico fiore all'occhiello della presenza italiana alle Svalbard, la nuovissima Torre dei Cambiamenti Climatici. 34 metri di alluminio, con strumenti che studiano i processi fisici e chimici del clima artico per aiutare a capire perché, negli ultimi 100 anni, la temperatura in queste zone è aumentata del doppio rispetto alle medie latitudini e rendere le previsioni future sempre più accurate. La torre è uno strumento importantissimo e noi italiani siamo molto orgogliosi di aver costruito questa infrastruttura qui a Ny-Ålesund, perché consentirà di comprendere alcuni parametri che non era stato ancora possibile studiare in modo accurato e preciso, proprio perché mancava uno strumento di questo genere, che sarà a disposizione di tutta la comunità scientifica. A poca distanza dalla nuova torre italiana, un'altra torre ricorda l'Italia in queste terre estreme. Nella piana, accanto a Ny-Ålesund, è ancora in piedi il pilone per dirigibile dal quale partirono, per il loro tratto finale, le due celebri spedizioni polari che videro tra i protagonisti Umberto Nobile. C'è solo il gelido vento del nord, accanto ai piccoli monumenti che ricordano, nelle vicinanze del pilone, quell'epopea esaltante e tragica. È questo il teatro dell'attività degli studiosi polari italiani, impegnati nella campagna scientifica più significativa degli ultimi anni, che riposiziona l'Italia ai primi posti tra le nazioni attive nella ricerca in quest'area remota. La campagna 2010 è importante perché per la prima volta accanto al CNR ci sono tantissimi gruppi di ricerca, di università, di altre istituzioni che collaborano tutti quanti insieme in un progetto che non ha mai visto così tanti ricercatori partecipare ad un'attività di campagna che andrà avanti per oltre 6 mesi. Mauro Walt, uno dei massimi esperti italiani di neve, preleva campioni dopo la prima grossa nevicata seguita all'eruzione del vulcano islandese. Studia forme dei cristalli, consistenza e struttura nevosa. I suoi dati saranno integrati con gli esami effettuati dai chimici e dai fisici, potendo la neve assorbire gas e rilasciarli. Dopo un primo esame, i campioni sono congelati a -20, spediti in Italia e studiati in vari laboratori universitari e del CNR. Anche se la neve artica qui è immacolata, potrebbe essere stata in qualche modo inquinata dal vicino villaggio. I ricercatori italiani si spingono allora fin sopra un ghiacciaio distante alcuni chilometri dalla base per raccogliere campioni incontaminati. Una ricercatrice indossa un camice per evitare addirittura un seppur minimo inquinamento della neve da parte dei vestiti.
È importante verificare se la neve artica ha assorbito qualche sostanza inquinante, tipo idrocarburi o metalli, o se, cadendo più recentemente, ha catturato in atmosfera tracce di sostanze emesse sempre dal vulcano islandese. Appena si lascia l'abitato di Ny-Ålesund è obbligatorio avere delle armi a portata di mano. L'incontro con un orso polare è sempre possibile e almeno una persona del gruppo non si distrae mai e controlla il territorio circostante. Una giovane geologa è giunta sin quassù per studiare le rocce che affiorano dalla neve. Fare questi rilievi a 2 passi dal Polo Nord, in un territorio quasi interamente coperto dai ghiacci, è un controsenso solo apparente. Studiare queste rocce è importante per comprendere come si sono formate geologicamente queste regioni e di conseguenza anche capire l'ubicazione delle grandi risorse energetiche che si trovano in quest'area, che come sappiamo tutti sono oggetto di grandi dispute tra le grandi nazioni che si affacciano sull'Oceano Artico. Gli scienziati italiani studiano anche la luce riflessa dalla neve. I dati raccolti possono essere molto utili in diversi campi. Questo studio è importante perché ci permette meglio di leggere le immagini dal satellite e in questo modo noi possiamo contribuire a dare delle informazioni sulle variazioni climatiche, sulle risorse di acqua del nostro pianeta e anche sulla possibilità di prevenire il rischio valanghe. Questo pallone si chiama familiarmente Miss Piggy e costituisce un esempio di collaborazione scientifica internazionale a Ny-Ålesund. È gestito dalla base artica tedesca e ogni giorno, legato ad una motoslitta, viene trasportato vicino alla torre italiana. Da una baracca di supporto alla torre arriva l'energia necessaria ad un verricello che rilascia verso il cielo 800 metri di cavo, al quale sono fissate sonde per la misura di parametri atmosferici. E queste informazioni vengono integrate con gli stessi dati sull'atmosfera artica che gli studiosi italiani raccolgono grazie agli strumenti piazzati sulla torre nei primi 35 metri d'altezza. Le isole Svalbard sono una delle ultime frontiere esistenti sul pianeta, quasi totalmente vergini e come tali da preservare, perché rappresentano una sentinella ambientale importantissima. E l'attività polare italiana, che ha già catalizzato diversi interessi scientifici internazionali, anche a livello di progetti comuni, continuerà a svolgere il suo ruolo di assoluta protagonista.